il teatro, la Belbote Arena, la sfida, il derby tutto Giorgione. Stefano Testoni con le immagini di Andrea Di Giambattista, la regia di Andrea Di Giambattista per Futsal Veneto TV a raccontarvi l'emozione che ci regalerà la sfida tra Team Giorgione e Futsal Giorgione, 11ª ed ultima giornata del girone di andata, con i biancorossi che vogliono ritrovare la vittoria e vogliono blindare ancora di più il secondo posto in graduatoria. Capitan Duda per il Futsal Giorgione, Leo Senna per il team, a scambiarsi le strette di mano con il direttore di gara, sfida che sarà diretta dal Bolzanino Peter Polleo Renish, coadiuvato dal trentino Gianluca Moser, il crono Federico Tommasi, stazione di Treviso. Andiamo subito a leggere le formazioni, partendo dal Futsal Giorgione, reduce dall'ottima seppur sconfitta con la capolista Bissuola per 2-1 la settimana scorsa. Mister Gasto Simeonato schiera con il numero 5 Moro, con il 6 Silvestri, con il 7 De Pieri, con l'8 Malosso, con il 10 Caruso, con il 12 Doretto da Silva, 17 Baldassa, 18 il portiere Josic, 20 Daniele, con il 21 il capitano Daniel Duda, con il 25 Cabrio e con il 98 Gasparetto. Mister Alemano invece del team Giorgione deve fare a meno degli squalificati Capitan Tilale Ayub e De Generi, dell'infortunato Andrea Vecchione, schiera con il numero 1 Bastini, con il 2 Stefani, con il 3 Mufaddal, con il 5 Perosto, con il 6 De Chiara, con il 7 Priamo già in gol la scorsa settimana, la prima con la maglia biancorossa, con l'8 la new entry Filippo Bon ex Montegrappo, con il numero 9 Etilendi, con l'11 La Crudo, con il 12 Bianchi, con il 19 il capitano Leo Senna, chiude con la maglia numero 20 Sebastian Cecchin. Secondo posto appunto per il Futsal Giorgione con 22 punti all'attivo, 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, a 6 punti in più del Futsal Giorgione, che spera ancora di rientrare nell'otto delle 4 che andranno a giocarsi i primi turni della Coppa Italia Cadetta. 16 punti frutto delle 5 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte per la formazione di Mister Gasto Simeonato, che ricordiamo la scorsa settimana ha perso soltanto 2-1 contro la capolista imbattuta, la corazzata Bissuola. Un pareggio invece per il team Giorgione, che ha impattato 2-2 in casa del Belluno. Ultima giornata di andata, ultima giornata di questo 2025, poi si riparlerà di futsal giocato a partire dal 10 gennaio. Maglia completamente nera per il Futsal Giorgione, che con Malosso andrà a battere il primo calcio da via. Aspettiamo il fischio del signor Renish di Bolzano, che controlla le squadre in campo, gli allenatori, e dà il via con il fischio. Avete sentito in sottofondo a questa ultima sfida dannata, con Malosso che cerca di imbeccare subito Doretto con la maglia numero 12. Miglior marcatore in campo per la formazione Futsal Giorgione, il numero 12 Doretto da Silva, con 6 gol attivo. Bastini lungo per Mufaddal, il pallone resta di sotto il piede, Duda lo recupera e lo alleggerisce dietro per Josic. Deve fare a meno ovviamente di Bomber Guidolin, il team Giorgione. Guidolin che ha preso la strada del Montegrappa. Oggi Montegrappa impegnato nella sfida in casa del Macan Prata, sfide che si giocano alle ore 15 per la concomitanza dell'ultima giornata di andata, che mette in palio appunto i posti per la Coppa. Mufaddal costruito dietro Gianni, dietro per De Chiara, che fa buona guardia nelle retrovie, pelle la palla per Mufaddal, che si gira e trova subito i riflessi di Dalibor Josic, che qui assieme a Nicola Moro in panca in questo momento. De Chiara avversario, questo Simeonato del genere in tribuna, qualche anno fa ha vinto la Serie B con la maglia della compagnia di Malo. Palla per De Chiara, De Chiara il sinistro che sbatte sullo stinco destro di Capitan Duda, palla in fallo laterale, non resta in zona d'attacco, sarà il numero 8 Filippo Bon a giocare dietro per Stefani. De Chiara, guardate, visto da De Pieri, De Chiara dietro per Stefani, che fa girare la palla a sinistra per Bon va a puntare Malosso, calcia, trova la deviazione in corner, secondo angolo nel giro di pochi secondi. Lo vediamo subito nel replay di Andrea, pronto a mostrarci l'azione di poc'anzi. Bon dietro per Stefani, che carica il piattone destro, non calibra però la giusta portata del suo tiro. Lo rivediamo, palla alta. Può allora tornare in possesso il Futsal Giorgione. De Pieri, giro palla con Doretto lo scambio per Malosso, ancora Doretto,
per vie orizzontali il Futsal Giorgione. Vediamo se Malosso andrà a verticalizzare. No, ancora palla per Duda, lo scambio ancora con Lotto, compagno di squadra. Malosso poi bene, Bastini di testa, spara fuori, mette in fallo laterale, rimessa laterale ovviamente per il Futsal Giorgione. Duda, Malosso, lo scambio ancora tra i due, palla ancora per il capitano da una vita in maglia Futsal Giorgione. Malosso, la indicazione del spostamento di De Pieri, bravo qui Stefani a capire dove arrivava il pallone, ci mette però il piede Malosso che fa ripartire il contropiede, riconquista il pallone il team. Ottima la giocata per De Chiara di Bon. De Chiara la giocata poi ad aprire per Mufadal, si muove Stefani, il pallone però a campanile arriva direttamente tra le mani di Josic che fa partire sulla destra Doretto, si accentra il numero 12 oggi in maglia nera, lo scambio comodo per Duda che cambia lato verso Malosso, ancora giro palla, continua un possesso di palla per il Futsal Giorgione. De Pieri, la girata, palla telefonata tra le mani di Bastini che rilancia lungo per Mufadal, la punta del piede, si tiene il pallone quasi attaccato al corpo, poi gli schizza fuori, quindi intanto rivediamo il replay di poco fa. Tanto Josic viene invitato a sistemare la porta, era leggermente spostato indietro il palo sinistro, lontano rispetto alla postazione da cui vi stiamo parlando, una postazione che dal 3 al 6 di gennaio sarà teatro delle Final 8 di Serie C1 maschile e femminile del Veneto. Tanto palla per Doretto che l'aggancia bene, gioca il numero sul pallone Malosso. C1 maschile tutta del Veneto, C1 femminile invece mix tra Veneto ed Emilia Romagna. Intanto De Chiara recupera per qualche istante il pallone, non lo trattiene in campo e quando sono quasi trascorsi 3 minuti ancora fisso sullo 0-0 di partenza il risultato di questa sfida tutta griffata Giorgione, con il team secondo in classifica, quinto posto per il Futsal che cercherà la vittoria per inserirsi nel lotto dei pretendenti per il primo turno di Coppa, un primo turno che vedrà impegnate tutte le formazioni dello stesso girone, la prima contro la quarta, la seconda contro la terza, poi la finalina per accedere alla Final 8 del prossimo anno. Doretto intanto sulla corsia di destra, si accentra, Doretto trova lo spazio, non rimpalla, il pallone favorisce, arriva da De Pieri, palla per Doretto, Bastini ci mette la pezza e poi arriva Malosso che la sblocca trovando l'angolino alto. Dunque 1-0 per il Futsal Giorgione. Stefano Malosso al minuto 3:22 infila Bastini che aveva detto di no in precedenza. Rivediamo l'azione del replay, da 2 passi aveva detto di no a Doretto, poi Malosso ha trovato l'angolo giusto, il suo quarto gol in campionato e il vantaggio della formazione ospite che fa base a Castelfranco Veneto, regno appunto del Giorgione. Ora attendiamoci subito la risposta, ma bene qui Doretto a recuperare il pallone. Doretto cercava il movimento per Duda, cade Mufadal, recupera bene Stefani, De Chiara, Stefani cerca la finta su De Pieri, poi dietro ancora per De Chiara, si muove Bon, De Chiara lo serve, Bon sulla corsia di sinistra si accentra, costretto a dare indietro ancora per Stefani sul tentativo d'attacco di Duda. De Chiara sulla sinistra, De Chiara va sulla corsia di sinistra, il pallone però esce oltre la linea nera che delimita il rettangolo di gioco della sempre fantastica Belbote Arena, gioco di luci e musica nel pre-gara qui nel uno dei teatri del futsal regionale e non solo veneto. Malosso intanto non è preciso, ringrazia comunque Doretto che si era spostato sul fondo e Bon farà ripartire il cronometro per Stefani. Torna ad avere il possesso Bon che scambia con l'esperto De Chiara, il numero 6 biancorosso sulla linea di metacampo, a servizio sulla sinistra per Bon che si accentra, lo scarico ancora per De Chiara che allunga per Mufadal, fermato senza il fallo secondo il direttore di gara, il contropiede Doretto va a sparare su De Chiara, la palla sul secondo palo di Malosso dove arriva come un fulmine capitan Daniel Duda che trova il raddoppio. 4 minuti e 36 secondi, rivediamo subito il replay. La risposta è sul secondo palo, anzi no, probabilmente no, è il gol di Malosso.
se dopo mi rifai rivedere anche il replay, Andrea, più tardi lo rivediamo, perché secondo me il palo ha trovato, cioè il tiro ha trovato il palo e poi è entrato, e probabilmente allora è doppietta per Stefano Malosso, che in un giro di pochi secondi sale a quota 5 gol personali. Intanto Leo Sen è entrato, Bon, la palla in mezzo per Mufadal, c'è una deviazione, una salva di gambe del futsal Giorgione, palla che esce di poco in corner. Seguiamo questo corner con Bon che vuole suonare la carica per il team. Bon, scodella per Leo Sen, il missile terra-aria di Leo Sen che rivediamo subito con il pronto replay. Intanto live è entrato con il numero 17 Baldassa, primo cambio di mister Gasto Signonato. Nella parte opposta Leo Senna ha preso il posto di De Chiara, l'imbucato di Duda per Baldassa, e lo scambio ancora tra i due. Baldassa a destra trova libero Doretto che viene servito, Doretto cambia lato ancora per il suo capitano che scodella un pallone verso De Pieri, la finta in uscita di Bastini che mette un po' di paura a De Pieri che non salta, palla che esce, allora Bastini a far ripartire per Bon che addomestica il pallone come un po' con il destro, poi la deviazione di Doretto, la palla è comunque ancora viva, Doretto resta in piedi, viene aiutato anche da Mufadal, ma però il pallone poi carambola su Bon, dunque laterale negli ultimi metri di difesa per il futsal Giorgione. Scodellato la palla avanti per Doretto, Leo Senna vincono in pallo, poi Bon dietro per Bastini che 4 secondi di tempo per calciare in avanti alla parte opposta, palla per Leo Senna, il pallone di Leo Senna che cercava di metterlo in mezzo, viene messo in corner da Baldassa. Stefani, ancora un piattone destro che termina alto, rivediamo nel replay, corner battuto in modo veloce con Josic che riparte comodo per Nicola Moro, subentrato al posto di Capitan Duda nello scacchiere di movimento ordinato da mister Signonato. Moro che va a toccare uno dei primi palloni, lo scambio con Doretto, Doretto gira dalla parte opposta per De Pieri che mette bene giù il pallone, De Pieri, Mufadal capisce dove deve arrivare il pallone, non lo tiene in campo, Doretto allora futsal ancora in movimento, Doretto, Baldassi gli ha lasciato lì il pallone, il 12 oggi in maglia nera, scarica dietro per Moro, a destra per Baldassa, Moro ancora, l'imbucata per Doretto, il pallone che schizza sul piede di De Pieri che serve ancora il 12 dei trevigiani, Doretto dalla parte opposta per Baldassa che prova l'imbucata, c'è una deviazione, Doretto intanto chiama il cambio, mister Signonato subito preparato il cambio che arriverà tra qualche istante. Aveva detto di aspettare il direttore di gara, non se ne erano accorti, stava sistemando la porta Andrea Bastini. Attendiamo allora che possa riprendere questo match, quando sono passati 6 minuti e spiccioli intanto la bordata alta di Baldassa con il futsal Giorgione avanti 2-0. Primo gol sicuramente di Malosso, il secondo da rivedere. Intanto Stefani cerca di prendersi il pallone, la deviazione però è proprio del numero 2, intanto dentro Caruso e con la maglia numero 20 Danieli a rifiatare, visto uscire De Pieri e il numero 12, il numero 12 Doretto, Moro. Ancora palla per Moro. Lo scambio per Caruso che le girisce dietro, Baldassa prova il destro, palla che si alza sopra la traversa, quella calciata al numero 17 che aveva lo spazio per calciare, non ci ha pensato 2 volte, non ha però trovato lo specchio di porta, dunque potrà ripartire Bastini. Intanto qui sulla nostra postazione un ragazzino già pronto a prendere il mio posto
con lo schema da adottare, quindi intanto non è preciso il tentativo di passaggio di De Chiara per, mi sembra, Perozzo, anche lui è entrato da pochi istanti in campo, sia proprio il numero 5 biancorosso, laterale di Baldassa, dietro per Moro. Lo scambio con Danieli che alza la testa, si fa vedere Caruso, Danieli però va da Baldassa, Baldassa ancora dal compagno di squadra con il numero 20, lo scambio per Moro che va dietro da libero Josic, Josic arma il destro direttamente tra le mani del collega Bastini che rilancia lungo verso Stefani che con la testa colpisce dove Josic e Caruso si davano fastidio, la riapre il team Giorgione. 7,56, rinvio perfetto di Bastini, lo rivediamo con Stefani che firma di testa il 7° gol stagionale, un gol importante per riaprire una sfida che aveva visto il futsal partire molto bene, colpo di testa preciso, non precisa l'uscita da libero Josic. Non è semplice vedere gol di testa, quindi tanto bravo Stefani a far carambolare il pallone su Caruso, torna in possesso il team, un team rinfrancato, stavo per dire rinfrescato, dal gol che ha riaperto il match. Un team che oggi deve fare i conti con assenze importanti, tanto palla per De Chiara, resta lì, poi la fa scodellare alta sul tetto della Belbotea Arena Daniel Caruso. Resta in zona d'attacco la squadra del team, palla per De Chiara, pallone che esce di un nulla a lato, voleva una deviazione, c'è stata, rivediamo il replay, di poco fuori il sinistro ad uscire di Gianluca De Chiara. Futsal con Moro, Baldassa, ancora Moro, parte Danieli, recupera De Chiara non riesce a ripartire nel contro-break perché subito si è ben posizionata la difesa del futsal che recupera il pallone con Moro che viene servito ora da Caruso che torna a dare palla proprio al 10, lo scambio con il mezzo numero tra 10 e 5 di Moro. Baldassa si accentra, va a calciare, tiro telefonato però tra le mani di Bastini. De Chiara per Perozzo mette giù il pallone, viene fermato, Baldassa può far ripartire il contropiede dei suoi, Baldassa lascia per Caruso, lo scambio con Danieli in due tempi, tiro centrale, ben posizionato Bastini, un pericolo però da evitare, la smorfia di Bastini ha detto tutto nei confronti dei compagni di squadra in campo. Perozzo dissipato, il pallone arriva comunque da Stefani che lo difende, Stefani gira dalla parte opposta per De Chiara, si accentra De Chiara, ancora il pallone sotto la sua suola, Perozzo, il movimento per De Chiara, torna dietro da Leo Senna, ultimo di movimento, lo scambio con la sinistra per De Chiara, Perozzo si era spostato verso il centro, ha recuperato allora il futsal con Caruso, Baldassa ora, siamo già nella metacampo del team Giorgione, arriva in corsa Baldassa che non voleva quel movimento del pallone, bravo poi con la testa a mettere fuori, a concedere soltanto il laterale Mattia Danieli, attimi convulsi di partita quando intanto siamo già entrati nel secondo quarto di gara, 9,52 ancora da giocare. Leo Senna per De Chiara con il petto, mette giù De Chiara, in mezzo il pallone e poi di petto il pareggio di Naim Mufadal, 10,15 con il pettone Mufadal, la mette alle spalle di Josic e riporta i suoi sul pari 2-2. Rivediamo il replay, l'invenzione di Leo Senna con il petto, mette giù De Chiara che invita al bacio Naim Mufadal che da due passi quasi indisturbato mette con il petto alle spalle di Josic per il 2-2 che rimette sui binari della parità questo derby tutto made in Giorgione. Qui intanto il futsal con Danieli regala un pallone al team, già battuto l'auto da De Chiara, Leo Senna chiama in causa anche Bastini con il sinistro verso Mufadal, il pallone che sbatte lì, poi un rimpallo, la sfera che arriva tra le mani di Josic,
meglio in questo frangente di sfida il team che sotto di 2 gol, quando stava giocando meglio il futsal, ha saputo rialzare la testa. Moro intanto l'invito cercato per Danieli, De Chiara recupera il pallone, Danieli glielo porta via per qualche istante, poi l'ultima a toccare secondo il direttore legale, il signor Reinisch di Bolzano, è stato Danieli. Palla lunga intanto Moro con la spalla, cercava ancora per Danieli, intanto rientra Doreto al posto di Caruso, è rientrato anche Bon, pronto a rimettere in gioco il pallone, il numero 8 biancorosso Bon per Leo Senna, lo scambio con Mufadai che torna ancora dall'ex Montegrappa, Bon dalla parte opposta per De Chiara, De Chiara va a puntare Baldassa, Bon recupera il pallone nella propria metà campo, va a servire dietro Bastini che va ad alzare il baricentro, De Chiara con il portiere di movimento Bastini, ora il team Bon per De Chiara, gioca con l'uomo in più, la formazione di Alemao, palla proprio per Bastini che calcia un pallone sporco, Mufadal se la riprende, Mufadal fermato, poi allora uscire allora il futsal, ma si allunga troppo il pallone Doreto che va a sbattere anche sul tavolo del trevigiano Federico Tommasi, il cronometrista di questa 11ª giornata di andata, l'ultima del girone di andata. Bon dalla parte opposta per Leo Senna, orizzontale servito De Chiara, ultimo di movimento il numero 6 biancorosso De Chiara, lo scambio con Bon, alza la pressione, ora la formazione del futsal, Bon dietro per Bastini che calibra un sinistro lungo per Mufadal, Josic respinge, si vanno a scontrare qui Bon, il primo fallo, Bon e Danieli mi sembra, che viene richiamato in panca a rifiatare, qui lo rivediamo, il fallo, anzi no, era Baldassa, scusate, il numero 17 Filippo Baldassa, primo fallo, quando sono passati 11 minuti e 54, partita fin qui corretta che scorre via anche veloce sui binari del cronometro della Belbotea Arena, si accentra, viene fermato Mufadal, anticipato da Duda, chiama in causa Malosso, palla per Doreto, forse c'era una spinta di Leo Senna, ecco gli che avete sentito in sottofondo del pubblico di Fede Futsal, una spinta non ravvisata ma che comunque va detto c'è stata. Doreto si accentra, Doreto, il sinistro che si perde abbondantemente lontano rispetto alla porta di Bastini che gioca comodo lì vicino a sé per Leo Senna, un Leo Senna che non sta benissimo ma che resta in campo, qui non c'è il fallo, la rimessa laterale soltanto, sembrava volesse il fallo Stefani, De Pieri intanto ha già fatto ripartire il movimento del cronometro, Malosso, Duda, De Pieri, nuovamente in campo il quartetto di partenza di movimento, quintetto con Josic tra i pali per la formazione di mister Gaston Simeonato, Malosso, tanto bene Bastini ad anticipare e a far carabolare il pallone su De Pieri, la rimessa laterale è rossa, dunque laterale per il team Giorgione con Leo Senna che batte per De Chiara, il pallone arriva tra i piedi di Bastini, Bastini ancora a rilanciare lungo direttamente tra le mani sicure di da libero Josic che rilancia lungo con forza, il gol di Malosso sull'errore di Andrea Bastini che esce con i tempi sbagliati e arriva il nuovo vantaggio del futsal Giorgione e probabilmente la tripletta di Stefano Malosso. Ottimo Josic, non Bastini. Rivediamo nel replay, è uscito Bastini che non è andato ad incocciare sul pallone e allora Malosso ha riportato avanti i suoi. 3-2, cambiato nuovamente il parziale alla Belbotea Arena con il futsal che si è ripreso il vantaggio, lottano intanto Stefani e Duda, il pallone schizza via, è corner perché l'ultimo a toccare è stato Duda, dunque calcio d'angolo per il team, un gol evitabilissimo, palla per De Chiara, la piazzata di De Chiara che sbatte su Doreto, palla per Bastini che ora cercherà in tutti i modi di farsi perdonare, non si è inteso nell'uscita di difesa con il suo capitano di oggi Leo Senna, fatto sta che il futsal è tornato avanti con Malosso, proprio in possesso palla, lo scambio per Duda, Doreto si gira
trova però il corpo di De Chiara che concede soltanto il fallo laterale pochi metri dopo la fine della panchina di mister Alemao. Doreto per Duda, scarica ancora su De Chiara, ancora un laterale della parte opposta rispetto alla tribuna della Belbotea Arena, dove vi stiamo raccontando questa 11ª giornata, il derby Giorgione, l'ultima di andata del girone B cadetto. Duda dietro per Josic, suo l'assist con il rinvio di mano per Maloscio. Doreto si riprende il pallone con la punta del piede, Stefani mette in fallo laterale. Doreto per Duda che lascia il pallone al 12 del team, ottima la giocata, De Chiara, la piona Stefani fermato da Doreto, laterale già battuto, palla per Leosenna cerca la piazzata, trova la deviazione di Maloscio, calcio d'angolo team. Sotto per la terza volta in questa sfida il team Giorgione. Bon, lo scambio con De Chiara, ancora dietro per Bon porta il pallone sul destro, scarica un tiro che termina alto, Josic per Duda a far ripartire dalla propria area di pertinenza l'azione del futsal De Pieri, lo scambio ancora con Doreto, dietro per Maloscio, giro palla insistito del futsal, Duda serve Maloscio lascia lì il pallone per Capitan Duda, uomo simbolo della formazione da qualche stagione allenata da mister Gaston Simeonato. Bastini per De Chiara, Rosso Marani il DT del team trevigiano, segue le giovanili, persona conosciutissima nell'ambiente del futsal regionale. Intanto qui l'errore di Stefani quando mancano 4,58, lo vedete anche là sul tabellone inquadrato con il grandangolo da Andrea Di Giambattista che oggi cura il video di Futsal Veneto TV. Maloscio alza la pressione, Duda capisce tutto quanto, viene però fermato in fallo laterale, intanto c'è pronto Silvestri nella zona cambio del futsal Giorgione. Duda lo scambio con De Pieri, Duda in causa anche Josic che è costretto a calciare lontano direttamente tra le mani di Bastini che rilancia lungo verso Stefani che di testa non riesce a spizzare il pallone quel tanto che basta per dar fastidio a Josic che ha già fatto nel frattempo ripartire l'azione di suoi. De Chiara esce bene, anticipa Doreto, riprende il pallone, Leosenna lo scambio con Stefani dietro per Bon che va dalla parte opposta per De Chiara, ha visto il movimento che non era però del numero 6 biancorosso, era quello del direttore di gara, intanto rientra Naim Fadal che manda in panca a rifiatare Stefani, gli autori dei 2 gol biancorossi di quest'oggi, di sponda team Giorgione. Maloscio con il movimento dei compagni, Maloscio per Duda che prolunga proprio per Silvestri che tocca il suo primo pallone, lo scambio dietro per De Pieri, Duda, ottima l'uscita, bravissimo Bastini, gli resta poi lì il pallone sotto la coscia e ancora già in movimento però la sfera per il futsal 3,55. Duda, lo scambio con Silvestri fermato in anticipo bene di Bon su Duda che evita così una possibile poker nella formazione di mister Gaston Simeonato. Duda dietro per Maloscio, lascia il pallone al suo capitano, De Pieri si era mosso in avanti, non trattiene dunque il pallone in campo, intanto Gabriel Gasparetto fa il suo esordio quest'oggi, palla per De Chiara, lasciato solo De Chiara si accentra, non arriva però il momento del tiro nelle migliori condizioni possibili, recupera allora il pallone il futsal Giorgione sulla pressione alta, è costretto il numero 6 Silvestri a calciare dietro, non trova però gli equilibri giusti nel suo tiro, dunque concede un laterale in zona d'attacco alla formazione di casa con Leosenna pronto a giocare per Ozio, lo scambio per Mufadal, il suo tiro che sbatte su Moro che poi non riesce a riconquistare il pallone, la rimessa laterale è per la squadra di mister Alemao, ancora con Leosenna,
che dialoga a distanza con il suo compagno di squadra, il numero 3 Naim Mufadal. Perozzo per De Chiara, De Chiara va a puntare, De Chiara si accentra, lascia lì dietro per Leo Senna, movimento per Mufadal trova libero dietro Bon, De Chiara ancora per Bon che rischia, tiene comunque vivo il pallone per i suoi, Leo Senna, poi il pallone che sbatte su Gasparetto, ancora possesso team con Leo Senna, 3 ancora da giocare, i minuti sul cronometro della Belbote Arena, cambia il lato per Bon Mufadal, laterale, l'ultimo a toccare è stato Silvestri, dunque rimessa appena pochi metri al di là della linea di metacampo, nel metacampo del futsal. De Chiara, lo scambio trovato con Leo Senna, il pallone poi che viene portato fuori proprio da Leo Senna, e questa è la decisione del Trentino, secondo l'arbitro Gianluca Moser. Dunque laterale con Filippo De Pieri, 3 gol per lui in questa stagione, che ha fatto ripartire il gioco. Palla scodellata per Silvestri, Leo Senna la tocca con la punta del piede, la palla che carambola alle spalle, dietro la linea corta del rettangolo di gioco, dunque sarà Josic a giocare con le mani questo nuovo pallone in possesso futsal. Josic lungo verso Silvestri che tiene bene in possesso il pallone, poi lo scambia con De Pieri si accentra, non viene fermato, lo scarico per Gasparetto che trova dalla parte opposta Moro, sulla linea di metacampo Moro per De Pieri, la giocata che non va a buon fine, il pallone esce sul fondo e arriva il time out chiesto da mister Alemao che ha mandato il suo assistente Thomas Bragagnolo. Time out. Andiamo a rivedere allora il replay, Andrea, del 2-0, giusto per togliere le castagne dal fuoco, anche se non è proprio un momento di castagne, l'autunno se ne sta per andare. Andiamo a vedere, secondo me alla fine, rivedendolo qui, la risposta, ma l'osso... Cosa dici? Lo rivediamo, dai, lo rivediamo, guardalo attentamente che tu Andrea, parlo piano perché sennò qua tutti mi sentono. Ma non, perché poi Duda ha tolto anche il piede, secondo me però il gol è di Maloscio. Non lo so, vabbè dai, lo diamo a Maloscio, poi lo andremo a chiedere a Stefano se il gol è suo, fatto sta che intanto quel che conta per il Futsal Giorgione è che la squadra di mister Gaston Simeonato sia avanti di un gol, 3-2 il parziale, che sia tripletta di Maloscio o doppietta di Maloscio con gol di Duda, poco importa, lo vedete anche in grafica. Il vantaggio è della squadra che fa base a Castelfranco Veneto, ma manca ancora tanto, mancano 2 minuti e 24 secondi al termine del primo tempo, quando la sirena, che trombata lunga la sirena quest'oggi, richiama in campo le due squadre con Bastini che farà ripartire il gioco. Vuole rubare il lavoro, ragazzino. Vuole rubare il lavoro il ragazzino che scrive gli appunti. Si riparte intanto con Leo Senna. Alemao ha dato disposizione ai suoi per ritornare in campo a caccia del nuovo punto del pari. Mufadal bene dietro per Leo Senna. Il pallone riconquistato da Bastini. Bastini dalla parte opposta per Bon, lo prolunga lungo per Stefani. Stefani fermato però nel momento giusto da Gabriel Gasparetto che mette in fallo laterale. Out con Stefani che vuole la regolare distanza dei giocatori messi in barriera. Palla per Leo Senna il sinistro, deviazione, c'è il corner, resta allora lì il futsal, 2 minuti e 4 secondi ancora da giocare, 124 secondi prima di andare al riposo. Pronto ancora Nicolas Stefani, in gol già quest'oggi Stefani, scudella per Leo Senna, una giocata, voleva un pallone più basso, quello di Leo Senna che un po' ha calciato con un nata trick non preciso. Palla per Silvestri, Bon, anzi era Perozzo in anticipo su De Pieri, laterale davanti proprio alla panchina di mister Alemao con Gasparetto, movimento per De Pieri che torna dal 98. Gasparetto, Naim Mufadal recupera il pallone, Perozzo per Leo Senna che serve Perozzo, ha spazio di avanzare il 5 biancorosso, lo scambio con Stefani, braccato, tenuto a distanza da Gasparetto, si gioca, non c'è fallo ovviamente. Perozzo, Leo Senna, ancora Stefani, 1,30, Stefani si accentra, il pallone che gli carambola addosso, può allora ripartire il futsal, c'è il fallo nel recupero di Stefani che viene
richiamato dal direttore di gara, lo rivediamo qui sul piede d'appoggio, è andato ad arpionarlo Stefani, fallo giusto, secondo fallo, 1,25 da giocare, sicuramente ci saranno gli estremi per un tiro libero, partita corretta e veloce, palla bene qui per Ozzo, fermato poi da Gasparetto, palla per Silvestri, deve fare attenzione ancora Silvestri, manovra dietro per Gasparetto che torna da Moro, entriamo ora nell'ultimo minuto di gioco con Perozzo che si incunea quasi sotto le gambe di Silvestri, mette in una fallo laterale, 59 secondi ancora da giocare. Futsal avanti 3-2, si De Pieri intanto a scaricare, qui il pallone recuperato da De Chiara, poi Moro non ci pensa due volte e scarica lontano il pallone, togliendolo di fatto da un possibile contropiede all'ex compagno di squadra Gianluca De Chiara. Leo Senna viene richiamato dal signor Moser, sezione di Trento. Si torna a giocare, Bon a puntare, Bon dietro per Leo Senna, pallone sul sinistro, la manona, si sente il tocco, la rivediamo subito nel replay di Dalibor Josic che tra i pali fa sentire la sua presenza e come. Dalibor Josic, palla per Senna, forte tra i pali e forte anche quando si tratta di fare la settimana estiva a Sottomarina. Grande Dali. Leo Senna, rischio per Bon, 30 secondi ancora. Leo Senna, De Chiara che va a puntare Silvestri, si centra De Chiara, lo scambio per Stefani fermato da Moro, l'ultimo a toccare è stato proprio Stefani, dunque laterale per la formazione di Mister Gaston Simeonato. Giusta la decisione del signor Reinisch di Bolzano, Gasparetto dietro per Moro va a sbattere il pallone, resta ancora lì la sfera, 15 secondi, De Chiara dietro di testa leggerisce per Bastini, 10 secondi ancora di gioco, Bastini lungo per Stefani, voleva un fallo Stefani, lo voleva anche Moro, il direttore di gara fa segno che non è successo nulla e allora ultimi 6 secondi di questo primo tempo con Leo Senna che scodella avanti per Stefani si gira, va a calciare il pallone che sbatte e poi arriva la sirena che manda le squadre al riposo con il Futsal Giorgione avanti 3-2, la decide la tripletta di Malosso. Stefani e Muffadalla avevano trovato il pari, poi Malosso ha ritrovato il nuovo +1, 10 minuti ancora di pausa e poi con la voce Stefano Testoni, le immagini di Andrea di Giambattista per Futsal Veneto TV. Torneremo qui live dalla bellissima Belbotea Arena.
Ed ecco le squadre in campo, pronti per il secondo tempo di Team Giorgione, Futsal Giorgione. C'è subito da annotare il cambio tra i pali per la formazione di mister Alemao. C'è il numero 12 Alessandro Bianchi che ha preso il posto di Andrea Bastini che probabilmente si è infortunato in una delle ultime azioni quando è andato ad anticipare in uscita un giocatore avversario. Il pallone gli è rimasto lì sotto il piede, non lo vedo neanche in panchina. C'è anche l'altro portiere Sebastian Cecchin, probabilmente qualche problemino per Andrea Bastini che non è stato perfetto, soltanto nell'occasione del terzo gol, quello nell'uscita di testa è stato freddato da Malosso, non si è inteso con Leo Senna. Speriamo però nulla di grave ovviamente per Andrea Bastini, giocatore punto di riferimento della formazione di mister Alemao, non solo con le sue grandi doti tra i pali, con grandi parate, ma anche a livello di assist e gol. Ha già segnato un paio di gol in questa stagione. Un team sotto di un gol che deve cercare di ritrovare subito la via del pari. Vediamo con Mufadal costretto a dare dietro per Stefani dopo il rimpallo con Doretto. De Chiara gira lato, il pallone per Stefani, Mufadal spara la porta, Mufadal si gira bene per De Chiara, il pareggio del Team Giorgione con Gianluca De Chiara. 48 secondi, giocata di squadra, Mufadal la mette sul secondo palo e De Chiara firma il sesto gol in campionato. Lo rivediamo, bravo qui De Chiara, sbucare alle spalle di Malosso, non perfetto l'otto del futsal in fase difensiva. Si riapre ancora allora la partita, l'abbiamo detto subito, doveva trovare il pari il team, lo ha fatto. Una partita ora che sicuramente andrà a riscaldarsi. Fermato, ma l'ultimo a toccare il secondo interruttore di gara è stato Doretto da Silva, che subito un po' si arrabbia, poi però un mezzo sorriso come dire sì, avevi ragione. Aveva però subito alzato la mano il 12 di mister Simeonato. Palla per De Chiara, fermato da Malosso. Malosso fa ripartire l'azione dei suoi. Bravo qui Mufadal a riprendersi il pallone, a strapparlo a Doretto. Duda poi lo protegge. Palla che esce, resta a terra Naim Mufadal. Probabilmente un piccolo colpo fortuito. Si sta toccando l'interno coscia. Non penso che stia facendo un lavoro da gioielliere. Si è toccato l'interno coscia. Mufadal si allunga i muscoli, si rialza, si prende il 5 da De Chiara, resta in campo Mufadal, sì, si stava toccando i gioielli, strizzatina al gioiello, tutto l'oro luccica e si riparte. De Pieri, Duda, 11ª giornata, l'ultima di andata, con il team già sicuro del secondo posto. Futsal invece che lotta per cercare di entrare nel lotto delle 4 pretendenti alla Final 8 del girone B. Laterale con Malosso, buon numero di presenza anche quest'oggi qui alla Belmonte Arena, come ogni sabato pomeriggio, una sfida che è iniziata alle 15 per la concomitanza di tutte le partite. Il tiro al volo con il ginocchio, poi Stefani dice di no, fa ripartire Mufadal fermato da Doretto scarica un pallone che termina alto, c'era la spinta lì di Doretto non avvisata. Stefani esce con il pallone tra il piede, poi il pallone gli resta sotto la suola della scarpa destra. Il signor Renish fatto continuare, non ha ravvisato il fallo. Laterale di De Pieri, dietro per Duda, Malosso lo scambio che si è centrato per De Pieri, ancora Malosso per Duda, Malosso ancora, pressione ora del team con Doretto che fa sfilare il pallone oltre la linea lunga del Botte Arena. De Chiara, Stefani ancora per De Chiara, invitato dai compagni di squadra in tribuna a puntare l'avversario. Bon a calciare la palla che arriva lì da Mufadal. Bon ancora dietro per De Chiara, lo scambio per Stefani sul lato opposto alla nostra postazione. Stefani difende bene però il futsal con Malosso, recupera il pallone servito poi da Duda. Malosso
Ottimo il tacco tunnel ai danni di Stefani, palla per Duda, libero sulla sinistra, Stefani recupera, ci mette la punta del piede, mette in fallo laterale, ancora l'out con De Pieri a far ripartire il gioco. Malosso ancora, seguito da Doretto, Malosso, guarda il movimento dei compagni, De Pieri fermato, recupera ancora Malosso, lo scambio a sinistra per Duda, l'imbucata per Doretto, arriva di forza Muffadal, c'è il fallo, primo fallo, viene richiamato Muffadal da Reinisch. Muffadal intanto aveva già chiesto scusa a Doretto, rientra intanto Leo Senna, punizione battuta in modo veloce, De Pieri sbatte su Leo Senna, c'è il fallo, questa volta di De Pieri che viene anche ammonito. Un cartellino giallo, il primo della sfida De Pieri, anche mister Simeonato aveva fatto segno all'arbitro, arbitro è il primo, direttore è il primo. Un fallo per parte, partita che si è animata, si è accesa, comunque sempre correttissima, un paio punti importanti. Bon sul fondo, però resta lì e poi arriva Stefani, Nicola Stefani mette per la prima volta la freccia in casa Team Giorgione e aveva respinto Josic, il pallone è rimasto lì e Nicolas, il birraio Stefani, firma la doppietta personale che rivediamo e porta avanti i suoi. Tocco morbido lì da 2 passi, 4-3 Team Giorgione che la gira con un inizio di secondo tempo perfetto. De Pieri sul fondo, in mezzo il pallone era già uscito, Bianchi allora con il pallone tra le mani rilancia lungo direttamente però dalle parti del collega Josic che va profondo su Malosso con il ginocchio, allunga, recupera ancora il team, bravo qui Doretto a recuperare per Duda, lo scambio di Josic per De Pieri, De Pieri dalla parte opposta per Duda, Doretto a girare il pallone, poi Senna quasi a battere Bianchi, rivediamo nel replay, si è animata la sfida della Belbote Arena, pronto Perozzo intanto a rientrare in campo, una sfida che il team vuole vincere per chiudere il 2025 con il sorriso da 3 punti, con la festa di Panentoni, palla per Duda, il pallone verso Malosso che cercava la giocata con il tacco, intanto fuori Bona a rifiatare, a prendersi il 5 dei compagni. Ottimo inizio di secondo tempo per il numero 8 ex Montegrappa, la prima qui alla Belbote Arena con la maglia biancorossa del Team Giorgione. De Chiara per Leo Senna cercava la palla lunga per Stefani, costretto agli straordinari in zona d'attacco il numero 2 biancorosso. In settimana poi arriveranno rinforzi in vista del prossimo anno con il campionato che riprenderà il 10 gennaio. Attenzione qui Perozzo, si prende la palla, poi l'ultimo a toccare è stato proprio Perozzo, rimessa laterale giustamente assegnata al futsal, ha visto bene il signor Reinisch. 10 gennaio qui alla Belbote Arena il team inizierà il suo giorno di ritorno contro l'Eagles Futsal di Cividale, invece trasferta a Trento per il Futsal Giorgione di mister Simeonato. De Pieri intanto per Doretto, non preciso il sinistro in corsa, Bianchi allora Alessandro a giocare per De Chiara, ci mette la gamba Danieli, laterale sempre per la squadra di casa, Leo Senna costretto a dare lungo per Stefani che non riesce a mantenere in campo il pallone. Duda allora pronto alla rimessa laterale, 15:20 da giocare, team avanti 4-3 sul futsal. De Pieri in un contromovimento tiene vivo comunque il pallone per i suoi. Doretto braccato da Perozzo, lo scambio di tiro per Duda che va dalla parte opposta verso Danieli, si muove Doretto al centro del campo, Danieli non gli serve il pallone, lo fa in questo momento bene, Doretto andando via, Doretto in velocità, Bianchi fermato, c'è il rigore e c'è anche il cartellino giallo per Bianchi. Non so se sia rigore o punizione, andiamo a rivedere il fallo. Oddio, era molto al limite il fallo, me lo puoi far rivedere Andrea? Me lo puoi far vedere? Silenzio, tutti, sto guardando io.
sto guardando io, se mi porti una birra siamo proprio al VAR. Doretto. Poi anche Zummano andrà. Mi sembrava molto riga, Mi sembrava molto riga. Qui della postazione bar della Belbotea Arena. Andiamo a vedere, intanto è stato munito Bianchi. Punizione importante. Tanto Mr. Simeonato e Reinic stanno dialogando con il cronometrista Federico Tommasi. Punizione intanto, comunque questo hanno deciso i direttori di gara. Ci sono Duda e Doretto da Silva sul punto di battuta, spostati sulla sinistra Danieli e De Pieri. Aspettiamo il fischio, occasione per il pari. Doretto la rincorsa di Duda che sbatte su Bianchi e che dice di no, ancora De Pieri fermato e poi Leo Senna scarica lontano, colpito in pieno petto il numero 12 Bianchi che si accascia a terra, una bordata dritta per dritta. La punizione di Daniel Duda che di potenza ha scagliato forte il pallone proprio sul costato di Bianchi. Bianchi subentrato all'inizio del secondo tempo per Andrea Bastini, che non vedo ancora in panchina, probabilmente in spogliatoio a farsi curare. Duda per il futsal, Doretto, questa volta non va via Leo Senna, capisce tutto quanto, la palla, l'invito sulla destra, pollicione alto di Naim Mufadal, non è preciso ma era ottima l'idea. È rientrato intanto anche De Chiara, si accentra e va a calciare, bene Bianchi che dice ancora di no dal tiro della distanza di Danieli, palla che arriva carambola tra le mani di Josic, subito ad aprire a destra per Daniel Duda. Danieli, l'invito per Doretto, palla per Duda, recupera Mufadal, il pallone resta lì, in scivolata Leo Senna dice no, De Pieri, il tiro sporco di Daniel Duda che spreca una ghiotta occasione, poteva ragionare il capitano del futsal. De Chiara intanto per Leo Senna, costretto a calciare lontano direttamente dalle mani di Josic che muove subito avanti per De Pieri. Si fanno sentire anche i tamburi dei tifosi del team. Doretto, il tiro che sbatte bene, Doretto ancora a recuperare il pallone, deve fare più attenzione Naim Mufadal, sulla sinistra De Pieri, si accentra De Pieri, l'imbucata che arriva direttamente dalle mani di Bianchi, palla per De Chiara, un possibile contropiede, De Chiara per Mufadal sul secondo palo, la palla che sbatte su Josic, poi carambola su Duda, corner che rivediamo. Aveva visto sul secondo palo il movimento ad aprirsi di Bon, proprio Bon va a battere questo corner dietro per Senna, questa volta al sinistro raso terra, fuori di 1 metro, rientrano intanto Moro e Baldassa, maggior numero di cambi per mister Simeonato, deve fare i conti invece con numeri di qualità comunque Alemao. Danieli, ottima la giocata per Doretto che va dietro da Moro, 13-13 ancora da giocare. Baldassa, Moro ora salito da Danieli, lo scambio per Doretto accentra ancora il pallone sulla parte opposta per Moro, lo scambio veloce di Baldassa, poi Leo Senna, la traversa piena di Leo Senna, aveva visto fuori dai pali, Josic ha sfiorato un colpaccio, lo rivediamo, Leo Senna sinistro morbido che si stampa sulla traversa, che brividi per Josic e soci, con il futsal che torna ad affacciarsi nella metacampo avversaria. Daniele, lo scambio con Moro ancora per Danieli, pressione alta, Moro costretto a dare dietro per Josic che va ad armare il destro, lo calibra lontano sulla testa di Danieli, poi Mufadal spara via ed evita il pericolo, protegge il pallone in uscita, intanto fuori Mufadal rientra a Stefani, lo protegge Danieli,
che fa ripartire il cronometro con una rimessa laterale comoda dietro per Moro, che va subito a girare lato per Doreto. Doreto si accentra, chiama in causa Moro. Baldassa, Danieli, Moro, Doreto. Fraseggia bene il futsal con Doreto che va sul fondo, c'è una deviazione, dunque sarà corner per la squadra ospite. Con Baldassa pronto a rimettere in modalità on il gioco. Scodella per Doreto che impatta bene con il pallone, non trova però lo specchio di porta, brividi per Bianchi. La palla per Stefani, esce Josic, non c'è il fallo, non protesta neppure Stefani. Josic era uscito bene ad evitare problemi con il numero 2 biancorosso, ha rischiato Josic ma ha avuto la meglio d'esperienza, quella del portiere vicentino. Fuori intanto De Chiara, rientra Bon, deve far rifiatare anche i suoi big mister Elema. 11:45 ancora da giocare. Avanti la formazione del team, un pallone deviato che rischia di creare una frittata all'interno dell'area del team. Moro, il tiro, ci mette la punta del piede Senna che praticamente lo toglie da un possibile tap-in vincente di Danieli. Baldassa lascia proprio Danieli in incombenza di questo nuovo fallo laterale sul fondo, il pallone esce, ancora rimessa futsal. Giorgione ancora con Danieli, dietro per Moro, bucata cercata avanti per Baldassa, il pallone è uscito oltre la linea corta, dunque rimessa dal fondo con Bianchi. Senna per Perozzo, Leo Senna cercava il pallone lungo per Stefani che però non arriva. Laterale, dando i tamburi con l'addetto stampa tambureggiante Filippo Bertoli che dà la carica ai suoi. Moro, ancora Moro, rischio, recupera il pallone Bon, serve dietro per Bianchi, lungo, cercava Perozzo. Ci sono comunque gli applausi del pubblico di Fede Team e quelli di mister Alemao. Riparte intanto il futsal dietro con Baldassa, è rientrato anche Silvestri, proprio il 6 scambia con Baldassa, poi palla per Moro, Danieli spalla la porta, arretra, il movimento per Baldassa, c'è il fallo di Stefani, è il terzo fallo per il team Giorgione. Rientrano intanto Doreto e Duda per gli sviluppi di questa punizione. Duda al posto di Gasparetto che era entrato da pochi istanti, poi sicuramente tornerà nel quartetto di movimento dopo gli sviluppi di questo calcio piazzato. Rincorsa di Baldassa, il fischio, Baldassa, la rincorsa, il tiro, un piazzato che termina alto. Rivediamo subito il replay, non soddisfatto di questa punizione mister Simeonato. Palla intanto profonda per Stefani, Duda a buona guardia, un contro break del futsal, palla per Silvestri, il pallone in mezzo, il pareggio di Doreto da Silva, lasciato solitario al limite dell'area, un rigore in movimento. 9:48 il pari di Doreto da Silva che poi manda il bacio alla telecamera. 4 pari, 10:22 a giocare, tutto ancora da rifare, un derby che non vuole conoscere la parola fine. Ora futsal galvanizzato sicuramente dal gol, danza sulla linea il pallone di De Chiara che secondo lui non era uscito, secondo il bolzanino Reinic invece era uscito. È già ripartito il futsal con il nuovo possesso
mentre entriamo nell'ultimo quarto di gara, ancora 10 minuti da giocare per questa sfida tutta griffata a Giorgione tra il team di casa e il futsal, che al momento si stanno dividendo la posta in palio con il 4 pari della Belbote Arena. Stefani dietro per De Chiara, che va ancora a destra per Stefani, guardato a vista da Moro. Stefani calcia un siluro dalla distanza che Josic in due tempi prende e poi fa ripartire Silvestri per Moro. De Chiara in anticipo su Baldassa, il pallone arriva a Stefani che scarica di potenza un destro che termina di poco a lato. Rivediamo subito nel replay Baldassa, siamo già dalla parte opposta, palla per Gasparetto, arpionato da Perozzo, quarto fallo di Perozzo, quarto fallo di squadra, quarto fallo, 9-19 da giocare. Inizia a farsi pericolosa la situazione falli in casa del team Giorgione. Il fallo del numero 5 Nicolò Perozzo, classe 2006. La scorsa settimana in gol il 2008 Mattia Vergio, Priamo oggi non è ancora entrato in campo. Partita intensa, Moro il tiro, esce De Chiara che respinge il pallone, laterale per la squadra ospite. Avete rivisto nel replay giusta decisione del signor Moser di Trento, già battuto l'out per Baldassa che cerca di scodellare un pallone, arriva comunque a toccarlo De Chiara con Baldassa che cercava di andare a calciare poi un pallone perso per perso. Corner dunque per il futsal con il 17 Baldassa, si muove Gasparetto, Baldassa nella parte opposta, qui De Chiara, il pallone non c'è, un rinvio, era secondo il direttore di gara era non voluto il tocco di De Chiara per Bianchi, che si è preso il pallone tra le mani. Baldassa sulla corsia laterale sinistra decide di scaricare dietro per Moro che va avanti verso Silvestri che subito gira il triangolo, a chiudere il triangolo. Scalino non va a buon fine perché il lato opposto si era fermato nell'angolatura non idonea. Colpo di testa di Perozzo, riconquista il pallone Silvestri all'altezza del cerchio di centrocampo. Moro 8,35, Baldassa lo scarica ancora per Moro che chiama in causa anche Josic che di prima intenzione scarica lontano dove però neppure Silvestri può arrivare, allora Bianchi a prendersi il pallone, a servire facile lì vicino De Chiara. Bon ancora per De Chiara che cercava l'invito per Neim Mufaddal, recupera ancora De Chiara, Mufaddal ci mette una pezza, l'ultima a toccare è Silvestri, dunque laterale per la formazione di casa. Ha visto bene il signor Moser di Trento, lato con Bon pronto a rimettere in modalità attiva il cronometro, palla per De Chiara, la puntata che va a sbattere su un avversario, il pallone che resta lì, cerca di andare via sulla velocità Baldassa, ma si allunga troppo il pallone, dunque rimessa laterale per la squadra di casa. Pronti Leossin e Stefani a rientrare nel quartetto di movimento. Perozzo cambia lato servendo Bon, De Chiara per Bon verso Mufaddal, bravo a tenersi il pallone stretto. Mufaddal, c'era probabilmente un fallo non ravvisato dal direttore di gara. De Chiara, bene per Perozzo, si è fatto trovare libero dalla parte opposta del campo, lo scambio con Mufaddal che va dietro da Bon che deve rincorrere il pallone, poi lo scarica lontano verso Perozzo non lo trattiene in campo, il pallone era già uscito. Serie di cambi, rientrano De Pieri e Doreto, autore del gol che ha ritrovato il pari per il futsal Giorgione. 7,38 da giocare, 4 pari qui alla Belbote Arena, una Belbote Arena che ha regalato grandi emozioni in questa sfida targata da Giorgione. Qui intanto ci mette le punte del piede Perozzo, poi arriva Mufaddal nell'anticipo di Moro che gli evita la possibilità di andare a calciare. De Chiara va a fare pressione, deve fare attenzione a non commettere il quinto fallo e la formazione di mister Alemao. De Pieri intanto scarica lontano, difende bene il pallone mentre esce dal campo Bon.
rientra Leo Senna al posto di Naim Mufadal, che ha speso molto. Palla di buon per Bianchi, che cambia verso De Chiara. De Chiara prolunga però in malo modo, dove c'è l'ex compagno di squadra, ora avversario Moro, che riceve ancora il pallone salito da Doreto. Gasparetto cercava lo scambio con Doreto, che però si era spostato. Intanto torna a rifiatare anche De Chiara, rientra Nicolas Stefani come in posizione pivot. Leo Senna per Bianchi torna da Leo Senna, che spara lontano verso Stefani, che rapiona bene il pallone. Stefani non ha lo spazio per girarsi perché viene fermato dal marcatore Moro, che ora esce dal campo per far spazio a Duda. Leo Senna, Bon con il petto, concede però il pallone, bravo Bon a recuperarlo ancora, subisce il fallo. Ottima la giocata di Bon, che aveva perso il pallone e poi è andato a riprenderselo. Gasparetto deve osservare la distanza, palla per Stefani, che non trattiene il pallone. Aveva fischiato perché doveva fischiare il direttore di gara, nel frattempo aveva anche battuto Leo Senna, pensava Stefani che fosse un fallo. Attenzione, la palla perduta che non arriva, poteva diventare un pericolo importante per la difesa biancorossa. Va bene la squadra di Alemao, che a 6-18 si riprende un possesso da fallo laterale, già battuto da Bon per Leo Senna, lo scambio con Perozzo prolunga senza però trovare Stefani, recupera allora il pallone Duda l'imbuca subito avanti per Doreto va a saltare Leo Senna, quinto fallo con capitano Leo Senna che chiede scusa, ha rischiato anche il cartellino giallo, qui Leo Senna ci poteva anche stare, quinto fallo, attenzione, adesso non ne può più commettere il futsal, non ne può più commettere. Al prossimo c'è il tiro libero. 6 minuti 05 con la spada di Damocle appoggiata alla schiena dei giocatori del futsal del team Giorgione. De Pieri per Doreto che scarica, trova però il corpo, una coscia interna di Stefani che dice di no e mette in fallo laterale. De Pieri pronto a battere questo nuovo out, si allarga l'inquadratura di Andrade Giambattista, lo scarico per Malosso, è rientrato in campo, cercava il servizio per Malosso, Doreto, intanto fuori Perozzo, rientra De Chiara, vedremo se saprà restare in campo fino all'ultimo secondo. Bon per Leo Senna, l'imbucata per Bon, corre Bon che tiene vivo il pallone, lo mette sul secondo palo, Stefani si mette le mani in faccia, bravo Bon, riparte intanto Doreto, non deve commettere fallo il team, deve fare attenzione a Doreto, la velocità del numero 2 cercherà sicuramente una manovra offensiva avversaria fallosa, intanto Leo Senna in scivolata dice di no, resta in zona d'attacco il futsal con Malosso che si prende il pallone. Stefano Malosso, 3 gol oggi, ne ha segnati 3 nelle prime 10 partite, 3 gol tutti di un colpo oggi. Palla per Doreto che sbatte ancora sul muro eretto dalla difesa biancorossa del team Giorgione. 5:19 sul cronometro della Belbotea Arena da giocare. Ricordiamo Belbotea Arena che il 3, 4, 5 6 di gennaio sarà il teatro delle Final 8 di Coppa Veneto Italia /Italia di C1 sia maschile che femminile con il mix Veneto-Emilia. Il pallone era uscito e poi Stefani si era inventato un sinistro perfetto, però il signor Moser ha visto che il pallone di De Chiara era uscito tutto completamente oltre la linea nera. 305 secondi, 303, 302, 301, 300 in questo momento. Fuzzalini in possesso, Doreto cambia lato per Duda con la suola, deve tornare un po' indietro per riprendersi il pallone. Doreto, il movimento di De Pieri che riceve il pallone. De Pieri guarda vista Bon, De Pieri scarica dietro per Malosso, MVP di questa sfida per i 3 gol e per le giocate importanti. Questa però non gli riesce, il pallone sfila in fallo laterale. Leo Senna subito a scaricare per Stefani che protegge bene il pallone che poi sbatte lì, De Pieri se lo riprende. Doreto, Duda non può marcare vicino il team
per i 5 falli già commessi. Stefani, il break, si prende il pallone, Stefani sul fondo, Stefani fermato dall'uscita perfetta, non c'è corner, allora deviazione, il pallone forse era già uscito, sembrava corner visto il fischio arrivato con del ritardo, però il signor Moser ha indicato che si poteva ripartire con una rimessa dal fondo di Josic già fatta da qualche istante. 4 minuti ancora di gioco. Doreto, lo scarico per De Pieri, ancora Senna, ancora corner, intanto fuori Stefani, rientra Naim Mufadal, ma resta lì in zona d'attacco il futsal Giorgione. Bravo Mufadal ad uscire, non tiene il pallone, già battuto da Malosso, il fallo laterale, il pallone poi che esce, si prende la rimessa Daniel Duda, il capitano, ancora l'anticipo di Mufadal, Duda dietro per Malosso ancora per Duda, va a puntare Duda, lo scarico dalla parte opposta di Doreto, poi un campanile per Malosso, un pallone che Malosso arpiona con le mani ma era già abbondantemente oltre la linea nera. Leo Senna dichiara, Filippo Bon va a puntare Malosso, ancora Bon chiama in causa anche Leo Senna, riceve il pallone, lo scambio con Mufadal, ancora per Leo Senna cercava l'imbucata verso il secondo palo, ci mette una pezza De Pieri che mette in fallo laterale. 3:17 da giocare, è tornato un po' a rifiatare in zona d'attacco la formazione del team Giorgione mister Alemao, palla per Leo Senna che scarica un sinistro, non era posizionato bene con il corpo, intanto arriva il time out di mister Simeonato. Che richiama a bordo campo i suoi giocatori, andrà sicuramente a dire qualcosa per questo finale di match. 3:15 da giocare, lo vedete anche sotto impressione con le grafiche di Futsal Veneto TV, parziale tornato in parità 4-4 grazie alla pari di Doreto. Intanto il direttore di gara, il signor Reinici di Bolzano e Moser di Trento, vanno al tavolo del Trevigiano, il cronometrista Federico Tommasi. Partita corretta, qualche frangente anche maschia ma sportiva. Deve fare attenzione in questo finale il team Giorgione che ha già commesso 5 falli. Intanto salutiamo anche Ivan Bonato, che magia di Bruno Pizzu del futsal, grazie Ivan Bonato, factotum del Don Romeo, formazione del girone A di C2, a cui vanno ovviamente gli auguri di buon Natale che va esteso a tutto il futsal della grande famiglia del Veneto. Si ritroverà qua i primi di gennaio per la consueta 4 giorni di Final 8, 14 partite da vivere tutto un fiato dal 3 al 6 di gennaio con le finali. Il 6 Mufadal fermato da Malosso che chiede scusa, un problemino, poi anche il ginocchio, ha alzato il braccio come a fermare subito il gioco, aveva perso un pallone che poteva diventare velenoso, poi è stato bravo a recuperarlo. Muove il movimento del ginocchio per Stefano Malosso, grande protagonista di questa sfida, 3 gol per lui, tutti nel primo tempo. Senna per Bon, De Chiara si accentra, De Chiara, costruito da indietro ancora per Leo Senna, Mufadal, ancora da Leo Senna, alza la pressione, qui il rimpallo, flipper per Bon per Mufadal, il pallone che resta lì e poi viene fermato da Duda, ancora lo recupera Mufadal, però ancora in possesso, bravo chi Duda a riprendere, se non c'è il fallo e c'è il corner. L'ultimo a toccare è stato Duda, ha rischiato Mufadal ma con la caparbietà si è preso comunque un corner importantissimo a 2:35 dalla fine. Palla per Leo Senna la puntata, la deviazione di Doreto in corsa che alza a campanile il pallone, lo rivediamo sopra la traversa di Josic, era un tiro preciso e potente quello di
Leo Senna oggi capitano per la squalifica di Tilal Ayub, farà meno anche di De Genere, altro squalificato, e di Vecchione invece infortunato. Ancora nel reparto opposto del campo, palla per De Chiara, il piazzato che termina a lato, quasi a dare il bacio al palo. Josic lungo verso Doreto che con la testa trova Leo Senna che poi scarica fuori il pallone in fallo laterale. Poteva forse ragionare in modo migliore il capitano di oggi del team Giorgione. 2:20 ancora sul cronometro da giocare, ancora lunghissima. Sarà un finale palpitante con le due squadre che cercheranno di offendersi a vicenda e di portare a casa l'intera posta in palio sul parziale di 4-4. De Pieri si accentra, De Pieri scarica, fuori di poco, brividi per Bianchi. Fuori di poco il destro rasoterra a cambiare lato di De Pieri. Bianchi lungo per Mufadal che non riesce a tenere in campo il pallone. La spinta di Duda è regolare, ancora 2 minuti da giocare. De Pieri danzare sulla corsia di sinistra. De Pieri ora si ferma, si accentra, rischia il fallo. Bon, va via Bon, si allunga però troppo il pallone che arriva leme tra le mani di Josic. Lo scambio per Malosso a cercare Duda, poi la testa di Bon, poi viene anticipato Naim Mufadal da Malosso che si prende il cartellino giallo per Malosso. Il terzo fallo per il Futsal Giorgione. Malosso si arrabbia, a suo modo di vedere non c'era il fallo. Punizione, la terza per la squadra di casa sul fallo fischiato dal bolzanino Peter Paul Leo Remisch. Continua a protestare Malosso, continuano a battibeccarsi con Naim Mufadal. Moro non ha segnato, tripletta di Malosso e gol di Doreto. L'info per Matteo Trentini che ci sta seguendo. Finale palpitante. Leo Senna lascia per Stefani che calcia dritto per dritto, il pallone che resta di Bon sul tap-in, il pallone sul mancino di Bon che termina fuori. 1:33 ancora da giocare. Futsal in possesso con De Pieri sotto la nostra postazione che ora si accentra, non deve commettere fallo il team. Malosso, fermato Malosso, ancora conquista pallone De Pieri, lo scarica dietro per Duda, il servizio di Doreto per De Pieri che però si era fermato. Dunque il pallone che resta lì, rientra in campo Gasparetto al posto di Malosso, nervoso dopo il fallo combinatogli con tanto il cartellino giallo. Secondo lui non c'era però assolutamente fallo. 1:10. Leo Senna lungo, la testa di Duda a dire di no, a servire Gasparetto che poi cercava di allungare il pallone per Doreto. 1 minuto 3 secondi, stiamo per entrare nell'ultimo giro di lancette qui alla Belbote Arena. Sempre 4 pari il punteggio tra team e futsal, entrambe le Giorgione del campionato. Mufadal dietro per Stefani, sale anche Leo Senna che scarica per Bon va a puntare l'avversario, viene fermato, laterale per il team. L'ultimo a toccare è stato Gasparetto secondo il signor Moser di Trento. Dunque 52 ancora da giocare, resta lì in zona d'attacco il team. Palla per Bon va sul fondo, Bon si prende un corner sulla scivolata che devia alle spalle di Josic il pallone di Gasparetto. Bon. Naim Mufadal stava bevendo il tè in mezzo all'area e poi ha detto la apro io e riporta avanti i miei.
5-4 Team Giorgione, 43 da giocare, anche un pizzico di fortuna, un pizzico di culo che mai non guasta, un rimpallo, il pallone è arrivato a Mufadal che ha messo dentro la doppietta personale, adesso Malosso dentro come portiere di movimento, perdo anche la penna, ultimi secondi di brivido, Malosso, De Pieri, fermato in scivolata, ancora il pallone lì e poi arriva Stefani che mette in corner, resta a terra Leo Senna, allora andiamo a berci un po' d'acqua, non c'è il tempo perché subito pronti a battere questo corner. De Pieri per Malosso ancora per De Pieri, Malosso 30 ancora da giocare, Duda, Doretto il tiro, Bianchi c'è, poi scarica, troppo forte, si arrabbia anche un po' Alemao, ha ragione, doveva aspettare prima che ci allontano, ancora 22, possibilità ancora per il futsal di attaccare. Duda, il pallone deviato in laterale da Bon, resta comunque lì in attacco il futsal di Mister Gaston Signonato che ovviamente non merita assolutamente di perdere questa partita che per tratti lunghi l'aveva anche in pugno. 14, il pallone sfila via così, viene fermato Leo Senna, fuori di poco il pallone di Leo Senna, 8 secondi, arriverà un rilancio lungo di Dalibor Josic che rientra dai pali, Josic lungo, esce Bianchi con i pugni che dice di no, rimessa laterale, ancora 5 secondi da giocare, ammonito Stefani per proteste, un finale palpitante, il direttore di gara ha fermato il gioco, rientra Malosso, 5 ancora da giocare. Doveva ancora fischiare, recupera Naim Mufadal, il pallone che finisce lontano, 2 decimi di secondo, vicinissimi alla vittoria, quelli del team, manca soltanto la trombata finale della sirena alla Belvote Arena e poi saranno 3 punti fondamentali, Josic, lungo, sirena, è finita, vince il team Giorgione, la vince all'ultimo col gol di Naim Mufadal, un team Giorgione con i cerotti in corpo che ha saputo resistere all'ottima partita di un futsal che, ripetiamo, non avrebbe mai meritato di perdere, una partita da pareggio per quanto visto in campo. Alemao intanto con il gesto, mano al cuore, a dire questa è anche vostra per il pubblico di Fede Biancorossa, che emozioni finali, un applauso al team che ha vinto, ma un grandissimo applauso va ai ragazzi del futsal Giorgione di Mister Gaston Signonato che, ripetiamo, oggi non meritavano di andare a casa con una sconfitta, una vittoria importante quella del team Giorgione. Adesso piano piano andiamo a vedere anche i risultati degli altri campi, ovviamente era già sicuro del secondo posto la squadra di Mister Alemao. Bissuola è imprendibile, è l'anno del Bissuola, lo meriterebbe per quello che ha fatto. Andiamo a vedere quei risultati. No, la primo finale quello del team Giorgione, Bissuola sta pareggiando, andranno 3-3, pareggio anche tra Canottieri e Antesina 3-3, Marco Pollo sta vincendo quelli che sfrutta il 3-2, dunque finale importante. La vince il team Giorgione che ritroveremo qui il 10 gennaio per la prima di ritorno con Liga e Futsal Cividale. Ci rivediamo però qui live 3, 4, 5, 6 di gennaio per le Final 8 di Coppa Italia di C1 del Veneto, maschile e femminile. Stefano Testoni vi ringrazia, augura a tutte le vostre mogli un caloroso Natale. Grazie ovviamente e tanti auguri ad Andrade Giambattista, a Michele Giambattista per una Veneto Futsal TV. Buonanotte, viva il futsal, buon Natale a tutti!